paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della patria, con i suoi caratteri fisici particolari pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli. Ci vogliono secoli per fare un bel paesaggio, secoli. Basta una scelta scellerata di qualche giunta che non capisce e rovini tutto. Però dopo 2000 anni questa terra pesa maledettamente e continua a creare crepe e crolli. Bene, per questa meraviglia, per i restauri, la sicurezza di questa meraviglia, il governo ha stanziato quest'anno 1,5 milioni di euro, cioè 1 milione in meno di quello che ha stanziato, 2,5 milioni, per fare un sottopasso pedonale sotto via della Mercede per unire due edifici della Presidenza del Consiglio in modo che gli impiegati della Presidenza del Consiglio non si bagnino i capelli quando piove passando da un palazzo all'altro. Dopo aver visto queste immagini che si commentano da sole, io come cittadino privato non so come contribuire a rendere migliore queste opere culturali, che consiglio dai ai cittadini per rimedicare il proprio diritto, insomma. Certo, io credo che tutti i cittadini abbiano una responsabilità, tutti. Chi ha la possibilità di raggiungere più persone come me ce l'ha ovviamente una responsabilità più grossa. Chi come voi ha la possibilità di raggiungere un po' di meno ce l'ha una responsabilità seria, ce l'ha. E così anche chi invece non fa il giornalista, perché anche a parlare con le persone, a comunicare il disagio di vivere in un'Italia che giorno dopo giorno perde dei pezzi letteralmente, è importante. È importante che passi la consapevolezza fra le persone che questa è l'unica ricchezza che abbiamo. Nella presentazione, come nel suo libro, è stata trattata in particolar modo la questione di Pompei. Ha citato anche per esempio il ministro Zaia, nonché nostro presidente della regione, dire quei 4 sassi di Pompei. Io capisco anche la diffidenza con cui sono stati buttati via i soldi a Pompei. Questa sera abbiamo spiegato abbiamo mostrato qualche caso, insomma, è inaccettabile che si buttino 103.000 euro per censire 55 cani randagi, è assurdo. Però detto questo bisogna starci attenti con le parole, perché se tu pensi che la Villa dei Misteri siano 4 sassi, c'è qualcosa che non torna. E il sito italia.it, che comunque è stato speso 35 milioni di euro, che è una follia. Secondo lei, se fosse stato fatto in maniera consona, avrebbe comunque portato un maggiore afflusso di turisti nel nostro paese? Insomma, io vado in vacanza all'estero, spesso. Quando vado in vacanza all'estero vado su internet a informarmi. Se io trovassi un sito tedesco in cui Franz Beckenbauer mi parla in tedesco, lo spengo e mi incazzo. Io immagino che questa sia la reazione di tutti i turisti stranieri che aprono il sito italia.it. È inaccettabile fare un sito così male e spenderci tutti quei soldi. Sempre nella presentazione, come nel libro, vengono citate molto gli sprechi della politica, perché i suoi colleghi riportano poco queste notizie che sarebbero fondamentali per un elettore. Se noi facciamo un articolo o un libro, noi non stiamo a guardare se andiamo a fare un dispetto alla destra o alla sinistra, non ce ne importa nulla. Purtroppo invece ci sono dei giornali che sono molto selettivi, magari parlano di un tema e però rovesciano tutto su. Ricordo un giornale che fece una prima pagina con i politici che avevano più case. Leggendo l'articolo si scopriva che il politico che aveva più case era l'avvocato Consolo, che era del Popolo della Libertà. Eppure su 25 fotografie di politici che avevano molte case, 24 erano di sinistra e 1 era di un dissidente della Lega. Ecco, non è questo il modo di fare giornalismo. Non è questo. Questo mestiere si può fare solo se lo fai in modo distaccato
in cui se vai a beccare uno di sinistra o uno di destra non cambia nulla, e per noi non cambia nulla.